tu hai toccato hai toccato la parte che riguarda i social, i media social, eccetera. Sicuramente aspetto fondamentale per oggi e per il prossimo futuro. Quindi, in una sintesi rispetto alla tua visual, come stai vedendo il lavoro importantissimo, il grande sforzo che FIAIP Veneto al riguardo sta facendo in un'azione comunicativa e di marketing rispetto agli associati, alla categoria e al mondo esterno? Ma io penso che bisogna, come sempre, applicare le cosiddette 3F: farlo bene e farlo sapere. Certo, se noi tutto quello che facciamo ce lo teniamo per noi e ci diciamo bravi, sicuramente diciamo, non è il metodo per farlo sapere. E quindi lo sforzo che sta facendo la federazione a livello veneto, secondo il mio parere, è uno sforzo intelligente che darà forza sia al Veneto, sia al nazionale e sia a tutte le province. Quindi è uno sforzo che bisognerebbe fare in maniera costante per un lungo periodo, perché se no sono sforzi che vanno a morire nel breve tempo se uno non li coltiva, e sono sforzi che dovrebbero essere fatti comunque con lo stesso metodo che stiamo facendo noi nel Veneto, che stai facendo tu, Gianluca Savoia, con il Cristiano Guerra e con Sara, e dovrebbe essere fatto a pari misura a livello nazionale, così come anche a livello provinciale.